Viaggiava a bordo del doblò Adriano Comin, 65 anni, residente a Cairano San Marco, morto dopo essere rimasto coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto intorno alle 12:30 lungo la strada regionale 53 Postumia a Cittadella. Uno scontro frontale violentissimo tra il furgoncino che viaggiava in direzione Vicenza e l'Audi A6 condotta da un 23enne di Castelfranco Veneto che si muoveva in direzione opposta. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale di Cittadella, ma ai soccorritori arrivati sul posto sono apparse da subito disperate le condizioni del 65enne, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Cittadella. Il figlio dell'uomo è stato stabilizzato e trasportato con l'elicottero a Padova, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Feriti e portati all'ospedale di Cittadella anche la fidanzata di quest'ultimo. La famiglia viveva a Cairano San Marco e il conducente dell'Audi. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Per permettere i rilievi, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le corsie di marcia, causando gravi disagi alla circolazione.